Oggi siamo qui a Udine alla conferenza stampa per la presentazione ufficiale da parte della Regione del nostro corto girato a Sacile. Come assessore al turismo e anche come sacilese sono estremamente orgogliosa di questo corto che ci è stato presentato ancora a inizio del 2019. A quel tempo era solo un'idea, ora è diventato un bellissimo corto che sarà presentato in numerose sale e anche al Festival del Cinema di Venezia. Naturalmente come sacilese sono estremamente orgogliosa perché è un corto che valorizza sotto tanti aspetti la nostra città e il nostro territorio, perché evidenzia una grande eccellenza sacilese che è Fazioli, evidenzia il valore paesaggistico e architettonico della nostra città e soprattutto coinvolge tanti giovani, e questo è un bellissimo messaggio. Grazie ancora a Davide Fregona e a Dori e al distretto e naturalmente alla Regione. La banca di credito cooperativo pordenonese ha sempre avuto una grande attenzione per la cultura. Certo, una banca deve soddisfare le esigenze delle famiglie e delle imprese, ma non può dimenticare che deve essere vicina al territorio. I modi per essere vicino a un territorio sono molteplici. Uno di questi è quello di aiutare la cultura. Lì dove non c'è cultura si avverte immediatamente una sorta di degrado, e quindi quando c'è l'occasione noi non vogliamo mancare, vogliamo sostenere, vogliamo essere certi che la banca ha assolto al suo compito, a uno dei tanti compiti che ha, e questo è uno di quelli più importanti. Sono Ilaria Moretto e parlo in qualità di attrice protagonista di questo cortometraggio. È stata una bellissima esperienza per me, è stato un grandissimo onore. Io sin da piccola ho avuto una grandissima passione per la recitazione. Questa esperienza mi ha aiutato a coltivarla e a credere sempre nei miei sogni.